Rende come Monaco di Baviera, il clima unico che si respira fra le giostre, i boccali, le panche e le allegre musiche bavaresi dell'Oktoberfest rivivono nella città del Campagnano per 12 giorni. Ieri l'apertura dell'evento con la tradizionale parata inaugurale. La band bavarese, accompagnata da ragazze e ragazzi in costume tipico, hanno sfilato dal municipio orendese fino all'area mercatale, dove sotto lo sguardo di tanti curiosi amanti della birra si sono dati il via ai festeggiamenti. Ma l'Oktoberfest è una manifestazione che va oltre la birra. Saranno 12 giorni di divertimento per tutti, con il Luna Park che allieterà i piccoli e poi gli stand con i prodotti tipici del territorio, oltre all'immancabile tendone tipico della tradizionale festa bavarese. È la festa della Calabria e si tiene qui a Rende. Questo è per noi motivo di grande soddisfazione. Aver affiancato un progetto di giovani imprenditori del nostro territorio, essere anche stati presenti lì a Cuneo, si è creato questo rapporto anche di sinergia, abbiamo sottoscritto un patto di amicizia fra le due città. Ci sono anche ovviamente collegamenti fra la Confcommercio di Cosenza e quella di Cuneo. Il progetto è complessivamente interessante e io mi auguro tanto che questa festa riesca. Mi dicono ci sono tante prenotazioni anche da altre città d'Italia e questo vuol dire che forse abbiamo visto che le cose così possono funzionare anche per il rilancio del nostro territorio. Rende apre dunque alla prima edizione. Ad inaugurare l'evento anche il sindaco di Cuneo Federico Borgna, dove questa manifestazione si ripete da 3 anni a questa parte, riscuotendo grandissimo successo. Tra Cuneo e Rende e Cosenza ci sono molti aspetti in comune, a parte il paesaggio. Qui avete la Sila, noi abbiamo le Alpi, le castagne, i funghi, i tartufi, un grande attaccamento al territorio, una grande attenzione per la qualità nei prodotti, nell'enogastronomia. Davvero ci legano queste cose. Sono contento che l'Oktoberfest, che appunto è nata a Cuneo 3 anni fa e quest'anno ha avuto un successo clamoroso, si parla di 150.000 presenze in 10-12 giorni, davvero auguro al mio amico Marcello Manna che qui a Rende possa avere lo stesso successo o magari anche migliore.